A proposito dei dazi e il dietrofront di Trump che ha dichiarato una tregua di 3 mesi, le reazioni del mondo imprenditoriale con Cinzia Torriglia. Trump congela i dazi reciproci per 90 giorni. Dopo 5 giorni terribili per le borse italiane ed europee, i dazi con effetto immediato sono stati ridotti al 10% anche su acciaio, alluminio e auto. Sicuramente avrà dato un sollievo a tutti, credo però che abbia anche dato la misura della fragilità un po' di un sistema economico che negli ultimi 25-30 anni si era adagiato comodamente sulla globalizzazione. Adesso che si trovano queste di nuovo chiusure, questo quasi ritorno, quasi una sorta di feudalesimo, adesso questo spaventa. In Valpolicella, dopo il Vinitaly, arrivano i compratori dall'estero. Ovviamente anche il 10% ci fa comunque pensare perché può renderci in svantaggio rispetto ad altri paesi che non hanno questo dazio e quindi l'unica nostra forza resta quella del prodotto che è riconoscibile prodotto solo in questa zona. La situazione però rimane ancora problematica per le esportazioni in America, anche per i vini di alta gamma. Tutti i buyer che normalmente a gennaio, febbraio, marzo incominciano a fare i programmi per il corso dell'anno, quest'anno sono stati completamente fermi. Addirittura ci sono state cancellazioni e adesso sarà da vedere come fare a ripartire. In questo momento non ci hanno chiamato di corsa a spedire i vini.